Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. A Catania muore scacciato da un muletto mentre lavora per un'azienda di logistica alla zona industriale. L'operaio di 30 anni lascia la moglie e 2 figli. Palermo, nuova intimidazione contro Sicily Bycar. Nella notte incendiate una decina di auto. Sempre a Palermo, chiusura anticipata dei locali notturni dopo la sparatoria di via La Lumia con il ferimento alla testa di una ragazza. Lo ha stabilito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Lo zio mi dava dei pacchetti da portare ai suoi amici a Gela, costretto a spacciare ad appena 6 anni. Dopo la denuncia il ragazzo, oggi quindicenne, e la madre vivono sotto protezione. Tabaccaio di Corso Sicilia a Catania, vittima di aggressioni e danneggiamenti. Ripresa in un video una donna che scaglia una pietra contro il distributore automatico. A Salina il Mare Festival premio Troisi in ricordo dell'attore napoletano che che proprio sull'isola aveva raccontato e girato il postino. Lottare fino all'ultimo secondo. Il presidente del Catania Pelligra carica la squadra a poche ore dalla semifinale playoff di ritorno contro l'Ascoli. Duro il comunicato degli ultra rossazzurri. Buongiorno, lo avete sentito dai titoli, c'è stato nella notte quello che gli investigatori considerano un nuovo avvertimento, un atto intimidatorio nei confronti di Sicily Bycar. Ma intanto cominciamo il nostro telegiornale, fra poco andremo a Palermo con l'ennesima morte bianca, l'ennesima morte sul lavoro. Un operaio ha perso la vita scacciato da un muletto che manovrava per un'azienda di logistica nella zona industriale. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Il servizio è di Adelaide Barbagallo. Parenti e amici, appresa la notizia, sono subito accorsi, occhi lucidi e bocche cucite. L'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Francesco Cannone, 30 anni, padre di 2 figli, ha lasciato tutti attoniti. Il giovane lavorava da poco tempo alla SEPE, una delle più grosse aziende di logistica con sedi in Italia, a Catania nella zona industriale, nel blocco Giancata. Il giovane è stato travolto dal muletto che stava manovrando. Un ragazzo, Francesco, con tanti amici, amante dello sport, racconta con parole spezzate dal dolore il cugino. Un gran lavoratore, così giovane, anche sposato. Da piccolo io gioco a pallone. Una serie di scherzi. Da molti anni che lavorava qua? Un paio di mesi. Lavoravo in un'altra parte, un compagno l'ha chiamato. Dice perché va bene a lavorare qua. E pare che ci chiamavamo, che ne so. Poche parole anche da parte della zia. Non si sa niente. Un grande lavoratore, immagino. Sì. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Nella ditta di trasporti sono intervenuti anche gli agenti e la squadra volanti del commissariato di Librino e la polizia scientifica, inviati alla centrale operativa dopo la segnalazione dell'infortunio sul lavoro. Le indagini, coordinate alla PM Valentina Antoniucci e dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, sono state affidate al personale dello Spresal dell'ASP di Catania. L'autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni su disposizione della Procura Etnea. Adesso, come avete sentito, andiamo a Palermo perché è andato in fiamme una parte del parcheggio di Sicily Bycar, un'azienda di noleggio di automezzi. A marzo, lo ricordiamo, erano stati esplosi anche dei colpi di Kalashnikov proprio contro il deposito aziendale. Per gli investigatori la pista da seguire è quella di una nuova intimidazione, ma intanto sentiamo e vediamo il servizio. Ancora intimidazioni, ancora fuoco, in fiamme una decina di auto nel piazzale di una delle sedi di Sicily Bycar. Un incendio è divampato la scorsa notte, distruggendo i mezzi parcheggiati all'esterno dello showroom, inaugurato 2 settimane fa, la grazia di Carini, dall'imprenditore Tommaso Dragotto, e scatenando un'enorme nube di fumo nero visibile dalla statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per fare luce sull'accaduto. Dalle prime informazioni sarebbero state trovate tracce della benzina utilizzata per appiccare l'incendio. Se l'origine del rogo si confermasse dolosa, sarebbe il secondo episodio intimidatorio in 2 mesi nei confronti di Dragotto. Il 21 marzo sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov all'interno del deposito di via San Lorenzo. Episodi su episodi, intimidazioni su intimidazioni.
E quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily Bycar a Villa Grazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell'azienda e ai lavoratori per l'incendio che ha coinvolto la struttura. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Restiamo a Palermo perché c'è una stretta sugli orari dei locali dopo la sparatoria di Via La Lumia. Il ragazzo che è stato arrestato ha detto agli investigatori volevano investirmi con l'auto dopo la notte di paura in cui una ragazza è stata colpita alla testa da un proiettile. Sono in arrivo anche nuove regole che sono state decise in prefettura durante una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ancora Marco Gullà. Orari di chiusura anticipati per i locali a Palermo dopo l'ultimo episodio violento in Via La Lumia di domenica notte, quando una ragazza di 22 anni è rimasta ferita da un colpo di pistola in pieno centro, in una delle zone rosse che da mesi sono presidiate da polizia, carabinieri e finanza. È una delle decisioni prese nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in prefettura. Nel corso della riunione si è deciso di aumentare i sistemi di videosorveglianza nell'area urbana in stretto coordinamento con le indicazioni tecniche che saranno fornite dalle forze di polizia. Intanto proseguono a caccia di altri eventuali partecipanti alla rissa e corresponsabili dei fatti le indagini sul ferimento della 22enne, in carcere per ora con ipotesi di detenzione illegale di arma da fuoco e porto abusivo aggravato in luogo pubblico c'è Pietro Graziano di 23 anni. Il giovane interrogato dal PM ha parzialmente ammesso i fatti sostenendo di essersi difeso, ma la sua versione non ha affatto convinto gli investigatori e gli inquirenti. Graziano ha ammesso di avere sparato dicendo però che l'Audi Q3 su cui si trovava la ragazza col proprio fidanzato avrebbe tentato di investirlo. Uno dei colpi, attutito per fortuna dalla carrozzeria dell'auto, ha colpito la giovane di striscia alla tempia destra, conficcandosi tra la cute e la teca cranica, provocando una frattura, ma per fortuna poco altro. Graziano insiste comunque nella sua versione, avrebbe fatto fuoco, cioè solo perché si sarebbe visto arrivare addosso la macchina. E a Messina la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 20.000 euro nei confronti di 2 persone dell'associazione da loro amministrata nel settore della cura della disabilità, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dell'ASP. I 2 amministratori, presidente e vicepresidente, costringevano i professionisti dipendenti a modificare i fogli firma sottoscritti alla fine di ogni seduta riabilitativa, facendo falsamente attestare al paziente che fosse avvenuta in un giorno in cui le prestazioni erano al di sotto del limite in convenzione, così da non sforare. Entrambi sono stati denunciati e restiamo a Palermo perché c'è appena un'agenzia battuta adesso, linee del tram bloccate da questa mattina intorno alle 7 perché un camion con autoscala ha tranciato la linea aerea all'altezza di via Angelico, interrompendo l'alimentazione elettrica. L'incidente ha provocato lo stop ai convogli sulle linee 2, 3 e 4, costringendo Amat, che è una partecipata del comune che si occupa del trasporto pubblico, ad attivare 3 navette sostitutive. Adesso invece andiamo a Gela. Un piccolo bambino di appena 6 anni sarebbe stato costretto a spacciare. Tutto questo su indicazioni dello zio. A raccontare i fatti è stata la mamma del ragazzo che oggi ha 15 anni. I 2 vivono dopo la denuncia in una località lontana dalla Sicilia, zona protetta. Ma sentiamo i particolari. Volevano che i miei figli diventassero soldati dello spaccio. Parte da qui il racconto drammatico emerso davanti ai giudici del Tribunale di Gela, dove si celebra il processo a Daniele Nocera, pregiudicato accusato di aver utilizzato il nipote, all'epoca dei fatti di appena 6 anni, per consegnare droga a pusher e assuntori. A parlare in videocollegamento da una località segreta sono stati il ragazzo, oggi 15enne, e sua madre, entrambi ascoltati in modalità protetta. Mi dava delle cose avvolte nella carta stagnola da portare ai suoi amici, ha raccontato il giovane, ricordando che in quel periodo lo zio si trovava ai domiciliari. La madre ha confermato ai giudici di aver sorpreso il figlio durante uno scambio di denaro. Lo rimproverai, dice, e lo riportai subito a casa. Ma nel processo emergono anche anni di minacce e paura. Dopo la separazione dal marito, fratello dell'imputato, la donna avrebbe subito intimidazioni pesanti. Trovai proiettili davanti alla porta di casa, racconta. Una volta tentarono persino di far esplodere l'abitazione aprendo il gas. Mio figlio mi raccontò che il nonno paterno gli disse che mi avrebbero sparato, ha raccontato in aula. Il ragazzo avrebbe anche riferito di armi nascoste in un pozzo e di dosi di droga trovate vicino alla casa dei parenti paterni. Madre e figlio oggi vivono lontano dalla città, sotto protezione.
Torniamo a Catania, un tabaccaio è vittima di aggressioni e danneggiamenti. Al nostro telegiornale c'è il racconto, la sua richiesta di aiuto. Intanto Corso Sicilia è un dormitorio a cielo aperto, i residenti dicono che non c'è nessun controllo, si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il servizio è di Tonino De Mara. Quando è accaduto il fatto mia figlia era presente, ha iniziato a piangere. Questo tabaccaio di Corso Sicilia vive nel terrore, ha paura per sé, per i suoi familiari e per i clienti, la cui incolumità, lo dimostrano le immagini, è veramente a rischio. In questo video, in pieno centro a Catania, una donna scaglia una grossa pietra contro il distributore automatico. Non contenta, ripete il tiro, danneggiando l'apparecchiatura. Ma non è finita. La protagonista sembra avere un conto aperto con il titolare della tabaccheria, questa volta irrompe nel negozio di giorno, scagliando una borsa sotto lo sguardo attonito dei presenti. Non so più a chi rivolgermi, spiega sfiduciato il titolare della tabaccheria. Abbiamo paura perché la zona è diventata una giungla. Abbiamo fatto 3 denunce, ma dopo un'ora era già fuori. Hanno fatto un TSO ieri mattina e ci avevano detto che comunque l'allontanavano per una settimana, ma dopo mezza giornata era nuovamente qui. Corso Sicilia e dintorni sono ormai un dormitorio a cielo aperto. In molti si ubriacano, altri bivaccano e non mancano scippi, aggressioni e danneggiamenti. Noi cittadini abbiamo fatto tante segnalazioni alle autorità, alle forze di polizia, ma come potete vedere siamo pieni di persone tossicodipendenti che dormono per strada. In alcuni casi abbiamo cercato anche di aiutarle queste persone, ma mancano le istituzioni. Chiaramente sono persone indigenti, persone che hanno problemi, però cerchiamo di risolvere in un altro modo, non al centro della città, è uno scempio. Chiaramente dal punto di vista dell'ordine pubblico siamo a zero. Sicurezza questa sconosciuta e sul banco degli imputati finisce anche un sistema che non tutela le persone fragili, senza dimora, senza supporto e quindi senza futuro. Adesso andiamo a Ribera, nell'Agrigentino, dove i carabinieri hanno salvato un anziano in procinto di buttarsi dal balcone. I momenti concitati ripresi dalle bodycam dei militari, le telecamerine che indossavano. Davide Sarno. Attimi di paura a Ribera, nell'Agrigentino, dove un intervento rapido dei carabinieri ha evitato una possibile tragedia. Le immagini del salvataggio raccontano la tensione di quei momenti. Un anziano, in evidente stato di confusione, si trovava sul bordo di un balcone senza ringhiera al secondo piano di un edificio. Era a pochi centimetri dal vuoto. Decisiva la segnalazione di una cittadina che ha fatto scattare subito l'allarme. I militari della tenenza di Ribera sono arrivati in pochi istanti, hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa, non hanno esitato, l'hanno forzata e sono entrati. Poi sono saliti rapidamente lungo le scale. L'uomo era a terra, vicino al balcone. I carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato con calma e sangue freddo. Lo hanno messo in sicurezza, evitando che potesse compiere gesti estremi. Subito dopo hanno provato a parlargli, lo hanno rassicurato, mentre la situazione restava ancora molto delicata. Sul posto è arrivato anche il 118. L'anziano è stato affidato ai sanitari e trasferito all'ospedale di Sciacca. Un intervento rapido e decisivo che ha permesso di salvare una vita. La Sicilia è ultima per qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, la classifica che però si ribalta se si parla di servizi per la terza età. Facciamo il punto in questo servizio di Veronica Barbarino. La Sicilia non è una regione per bambini. Non bastano il sole, il mare e gli spazi verdi a compensare le carenze che emergono dal report sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Su 107 province, infatti, l'isola scivola in fondo alle classifiche. Mi sono già informata per il nido e non ci sono nidi. Forse uno in famiglia, ma già tutto pieno per l'anno 27-28. Quindi per chi non ha familiari in zona o qualcuno che possa occuparsi dei bambini, penso non sia semplicissimo, ma vedremo. Non ci sono strutture che possono ospitare un numero maggiore di bambini, tant'è che molte mamme cercano comunque di iscrivere i bimbi già prima della nascita del bimbo stesso, quindi questo comporta anche
a limitare le mamme anche a non andare a lavorare per poter stare a casa col proprio figlio. Storie quotidiane che aprono uno spaccato concreto su una difficoltà diffusa in Sicilia. Ragusa infatti è ultima per edifici scolastici con mensa e poco più su in classifica per competenza alfabetica non adeguata e asili nido, insieme a Palermo e Catania. Maglia nera a Trapani per il costo della mensa scolastica e a Palermo per il verde attrezzato. Eppure il quadro cambia osservando la qualità della vita degli anziani. Qui la Sicilia mostra segnali più incoraggianti, con Catania al 22esimo posto e Palermo al 42. Seguono Ragusa, Siracusa, Enna, Agrigento, Trapani e Messina. Un'isola dunque in difficoltà per famiglie giovani, ma più accogliente per la terza età, in un quadro da cui si può sempre ripartire. Si può sempre migliorare. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi le altre notizie del nostro telegiornale. Torniamo di nuovo insieme per le altre notizie del nostro telegiornale. Fa discutere anche in Sicilia la prima enciclica del Papa che tocca temi cruciali come il lavoro, la guerra, l'informazione. Restiamo umani, dice Leone XIV, no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Adelaide Barbagallo. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, superiamo la teoria della guerra giusta. Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV coglie con precisione il momento storico e nell'era del caos e della brutalità pianta saldi i paletti del rispetto assoluto della dignità umana. L'enciclica è un manifesto antagonista ai desideri di onnipotenza di chi vuole fare guerra a suo piacimento, seguendo interessi privati. Contro la corsa agli armamenti il Papa propone il dialogo tra popoli e religioni, condannando chi usa il nome di Dio per giustificare violenze e divide il mondo in buoni e cattivi. Un'enciclica accolta con entusiasmo dal clero siciliano. Questa pace che lui caratterizza con due aggettivi, disarmata e disarmante, che è la pace del risorto e che lui propone ancora una volta oggi, anche se c'è chi tenta di politicizzare il suo messaggio. È stato bellissimo, io ricordo il soprassalto che ho avuto quando dalle sue labbra ho sentito il saluto del risorto arrivarmi, no? È stato bellissimo. Magnifica Humanitas non è dedicata solamente all'intelligenza artificiale, ma anche alle grandi questioni sociali e geopolitiche. Affronta temi come le migrazioni, la povertà, le crescenti disuguaglianze, l'emarginazione, la difesa dell'ambiente. E il fatto che sia un pontefice degli Stati Uniti ad esprimere giudizi taglienti rende impossibile l'accusa di essere estraneo alla modernità o incapace di comprendere l'Occidente. Dal 12 al 14 giugno a Salina la 15ª edizione del Mare Festival Premio Troisi, un cast stellare in ricordo dell'attore napoletano che proprio sull'isola eoliana girò il postino. Madrina della kermesse ancora una volta Maria Grazia Cucinotta. Orazio Longo. Salina, capitale del cinema, dal 12 al 14 giugno con la 15ª edizione del Mare Festival Premio Troisi, un cast stellare da Giancarlo Giannini a Corinne Clery, da Marco Risi a Cristiana Capotondi, Aurora Quattrocchi, Chiara Francini, Vincenzo De Lucia, in ricordo del grande attore napoletano che sull'isola eoliana girò Il Postino, film candidato a 5 premi Oscar. Madrina della rassegna Maria Grazia Cucinotta. Saranno tantissimi gli ospiti, tantissimi premiati con i quali condividere cinema, musica, cultura, letteratura, insomma un appuntamento importante da condividere con tutti voi. Quel film e Troisi in sé credo che sia veramente una bandiera, uno dei più grandi non solo attori ma interpreti, esseri umani che abbiano dato lustro al nostro cinema, e in particolare quel film, anche per la storia personale, anche per via del fatto che è stato l'ultimo film che ha girato, è particolarmente importante. La kermesse, con la direzione artistica di Massimiliano Cavaleri, è stata presentata a Palermo. Un'edizione stellare, innanzitutto perché è la 15ª edizione, quindi un traguardo importante ma anche un punto di partenza, perché non bisogna mai sentirsi arrivati, quindi sarà una 15ª edizione, già guarda al futuro, ma ha un cast stellare. È un premio che fotografa l'iconografia del cinema siciliano con questa perla che è stato il Postino e che ha reso Salina indimenticabile. Adesso ci fermiamo ancora, fra poco la pagina sportiva.
Adesso la pagina sportiva e il calcio, in particolare nella serata di oggi la gara di ritorno della semifinale playoff tra il Catania e l'Ascoli, una partita che è tutta in salita per la squadra di Toscano, che ha perso l'andata 4-0 proprio contro la formazione marchigiana. Al gruppo ha parlato, si è rivolto direttamente il presidente Pelligra, invitando tutti a lottare sino all'ultimo secondo. Sugli spalti ci saranno 20.000 spettatori, ma va registrato anche un duro comunicato della tifoseria organizzata rossa-azzurra. Il servizio. Rosse Pelligra carica il Catania, curve nord e sud presenti al Massimino per rispetto della città e dell'identità. Il presidente ha incontrato i calciatori ricordando loro di essere stati scelti per rappresentare una città meravigliosa e un club che vuole crescere ed è ambizioso. Avete, ha detto Pelligra in una nota, qualità e carattere per affrontare questo tipo di partite e fare ciò che ha fatto l'Ascoli domenica scorsa. Non è giustificabile una prestazione del genere da parte di professionisti ben pagati, hanno scritto gli ultras catanesi in un comunicato, ma il legame viscerale con la maglia porta sempre a fare una scelta d'amore. Per questo motivo hanno deciso di essere presenti alla partita casalinga nelle rispettive curve, ma da giocatori e mister non si aspettano più nulla, consapevoli che servirebbe un miracolo sportivo. Catania ha chiamato il riscatto dopo la batosta di Ascoli, ma preoccupano un paio di fattori: la capacità dei bianconeri di colpire in contropiede e la difesa del Catania, che nelle ultime 2 gare ha incassato 7 gol. Occhi puntati sulle condizioni di Cicerelli e Casasola, e poi c'è la squalifica di Gimenez, disposta alla chiusura del settore ospiti. La vigilia non è come tutti se l'aspettavano, con quel carico di tensione positiva, ma è pur sempre una semifinale da giocare sui 180 minuti e quello del Duca è stato solo un bruttissimo primo tempo. Vi ricordo che a partire dalle 20:30 su questa rete, su Telecolor, come sempre con Diretta Stadio, avremo collegamenti in diretta con il Massimino per seguire questa sfida, questa semifinale di ritorno tra il Catania e l'Ascoli. Diretta Stadio, lo ricordo, a partire dalle 20:30. Adesso ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Il prossimo telegiornale alle 14, fra poco con voi la collega Lorena Dolci per la rassegna stampa. A tutti la buona giornata.